E allora rieccoci amici di Directa Sport, siamo nuovamente collegati dal Palasport Comunale di Pozzomaggiore. Vi stiamo raccontando la prima edizione qui a Pozzomaggiore della Sardinia Women League. Siamo pronti per raccontarvi tutta la fase finale. Abbiamo cominciato con la finale per il settimo, ottavo posto, vinta dall'Esperia Pozzomaggiore sulla pallavolo Monreale. E adesso è tempo per la finale, quinto, sesto posto in campo tra pochissimo Perfugas e Nuoro. Per quanto riguarda la formazione di Perfugas, con la maglia numero 3 Piga, 7 Elisa Locche, 8 Fiumene Valeria, 9 Alessandra Locche, 12 Dessi, 15 De Peru, 18 Floris, 42 Sofia Truddaiu. Per quanto riguarda Nuoro, 16 Bruno, 30 Canu, 5 De Ida, 15 De Murtas, 41 Farina, 13 La Pia, 63 Mele, 23 Paulis, 19 Perra, 22 Pischedda, 3 Ruiu, 44 Selis, 27 Siddu e 63 Miriam Mele. Dovremmo avere anche gli starting six per quanto riguarda le due squadre, quindi dall'inizio per Perfugas ci sono Locche, Fiumene, De Peru, Floris, Mele e Truddaiu. Per quanto riguarda Nuoro, De Ida, De Murtas, Pischedda, Siddu, Farina e Miriam Mele. Siamo in debito anche dei due direttori di gara, come per la precedente partita. Sono i signori Carlo Sabino e Luciano Meledina. Primo servizio, primo errore, primo punto Nuoro. Anche per quanto riguarda questa partita è previsto stesso regolamento di quella precedente, come detto in apertura, quindi gara al meglio dei, possiamo dire 3 set, ma in realtà in caso di 1-1 si va al tie break. Questo sarà il regolamento sia per questa che le prossime, o meglio per la prossima partita, perché la finalissima si giocherà al meglio dei 5 set nella classica modalità della gara di pallavolo. Allora proviamo a entrare in cronaca sul punteggio di due pari. Attacco da posto 4 per numero 41 Farina. Un attacco vincente, vale il terzo punto per Nuoro. Le squadre che hanno chiuso rispettivamente al terzo posto dei gironi A e B. Nello specifico Nuoro nel girone A, che ha avuto
Cuscagliari come assoluta padrona. E poi 3 squadre che hanno chiuso a 2 punti con diverse differenza di punti, che ha piazzato appunto la Pallavolo Nuoro al terzo posto con una differenza di -9. E allora sul 3-3 Nuoro che prova ad attaccare, diagonale troppo stretta stavolta da parte di Farina, palla non riesce a superare la rete. Allora 4-3 per Perfugas, che ora deve difendersi. Lo fa con un buon lavoro da parte della numero 7 Locche. Facilita il compito alle sue, arriva anche il punto per Perfugas, punto che vale il 5-3. Attacco di De Murtas, funzionano gli schemi che mandano ad attaccare Nuoro in posto 4. Punto del 5-4, servizio ancora per ragazze nuoresi. Vanno con Mele, buona ricezione di Perfugas che però deve concedere chance. Gran botta di Farina, il punto è per Perfugas, la palla è andata fuori. E allora il servizio De Peru, ace di De Peru, non riesce la ricezione a De Murtas. Scontro fra numeri 15 che premia ancora una volta Perfugas, avanti di 2 punti. Stavolta esagera con la potenza De Peru, il sesto punto della, il quinto punto della Pallavolo Nuoro, 7-5. Serve Farina. Grande effetto per questo pallone che però pochissimi centimetri, ma va fuori. Ottavo per Perfugas che cambia palla immediatamente, manda Trudaio a servire. Gran botta tesa di Trudaio, brava in ricezione ancora una volta con la maglia numero 39. Una ragazza che non ho indistinta. E cercheremo di recuperare quanto prima. Spinge col palleggio Farina, se la cava in qualche modo Floris, e poi il palleggio col pallonetto tentato da Siddu, lamentava già in precedenza, al punto portato a casa dalle sue. Pallonetto che vale l'8-7. Segna ancora Nuoro, punto che vale la parità in questo primo set, 8-8. È arrivato anche il primo time out, 30 secondi di pausa per noi.
torniamo dopo il primo time out di giornata. Attacca con particolare fortuna qua Perfugas, tentativo da posto 4 del numero 18 Floris, trova il nastro, manda in totale confusione Nuoro. E allora il servizio è il turno della numero 3 Susanna Piga. La palla è ancora viva, deve impegnarsi Floris, poi attacco in Biger tentato da Siddu, non ne approfitta Perfugas. Siddu allora può attaccare dopo l'ottimo servizio da parte di Pischedda, poi grande diagonale ancora una volta da parte di Floris che trova il punto del +2 Perfugas. Tanto abbiamo recuperato il nome del libero di Nuoro, ancora grazie all'organizzazione della Sardinian Women League. Si tratta di Luisa Canu. Botta di Piga, chiamato fuori dal coach questo pallone. Farina non fa in tempo a smaterializzarsi, allora Perfugas può attaccare, lo fa ancora col tentativo di Susanna Piga. Chiedeva una deviazione quelle di Perfugas, c'è stata secondo il secondo arbitro, qualcosa che però non fa cambiare idea al primo, che lascia la battuta a Nuoro, che va con Deida, riceve Pischedda che attacca ancora in diagonale, anzi si trattava di Floris. Poi Siddu prova a mandare dall'altra parte, il pallone cambia ancora. Allora è Perfugas che può servire con Fiumene. Sul nastro, la battuta di Fiumene, torna a -1 Nuoro. Ha fatto un gran bel muro la difesa di Nuoro con Siddu protagonista. Siddu, chiedo scusa. Piccolo problema, che si è mossa la rete, l'arbitro se ne è accorto, il punto Perfugas. Serve Locche. Riceve bene Nuoro, attacca con Farina, diagonale ben difeso da Locche, poi palla in mano ancora a Floris. Carla Floris mette dentro un altro attacco vincente. E allora ancora servizio per Locche. Buona stavolta ricezione di De Murtas. Poi Truddaiu costretta al Bagher, allora di seconda prova a sorprendere tutti ancora una volta. Pischedda lo fa alla grande, un tocco che vale il -2 per Nuoro. Serve Siddu, riceve bene Perfugas, anche se poi non può attaccare. E allora Farina se la cava in difesa Locche, c'è spazio per tornare da Floris. Quello della numero 18, il punto numero 14 di Perfugas. Ma qui, passate da qui per cortesia. Ma da sulla zona si può guardare.
Al servizio proprio Floris, se la cava Nuoro, poi attacca con Farina, tentativo in diagonale da posto 2, ben difeso da Perfugas che ora deve riprovarci però sull'attacco da parte di De Murtas. Invasione fischiata contro Perfugas, punto del 14-12. Servizio per Mele. Brava Locke in ricezione, poi attacca forte, ancora una volta in diagonale. Stavolta Susanna Piga. Con Perfugas. Che torna avanti di 3. Al servizio De Peru, riceve De Murtas, un errore però quello in ricezione dalla pallavolo Nuoro. Deve provare a registrare meglio i servizi di De Peru, sta faticando un poco. È arrivata una chiamata di time out accordata dal direttore di gara, 30 secondi li prendiamo anche noi. Si può tornare a giocare, serve De Peru, serve una gran botta sulla quale bravissima Sidu a tenere vivo questo pallone. Locke alza all'indietro per Trudaiu, gran parallela della 42, 17esimo per Perfugas, ora avanti di 5. Concede chance ball de Ida col Bagher, può attaccare solo spingendo, però in questo caso Fiumene, nuova possibilità per la numero 15 di Nuoro. Niente da fare ancora una volta per De Murtas. Il nastro non sorride. La giovane banda. Allora segna ancora Perfugas. Ci ha preso gusto De Peru. Arriva un errore poi da parte della numero 15. Ampiamente entrata in striscia con tutta quella serie di servizi vincenti. Perfugas che ne ha approfittato per livellare il proprio vantaggio fino al più 5. Adesso Farina ci prova lei dalla seconda linea, anzi si trattava di Sidu, la stessa che difende molto bene anche in questo caso. Poi palla arretrata di Pischedda, Farina attacca come può, Perfugas si difende ancora la grande Trudaiu. Il pallone qua era buono con tutta probabilità, non solo perché gli ho visto pestare la linea, ma come me anche il giovane De Murtas disperata per non essere intervenuta. Il direttore di gara però non se ne è accorto, allora 18-14. Qua calibra male il pugno al pallone
ancora la numero 15 De Murtas, 19 per Perfugas. Serve Trudaiu. Altra gran botta della numero 42, riceve Siddu, brava Farina Ter, vivo questo pallone, poi si impegna Dei da Perfugas, però se la cava ancora, costretta al bugger Fiumene, allora può attaccare De Murtas. Non bene in questo caso la numero 15. Allora arriva al punto numero 20 per Perfugas. De Murtas è bravissima in ricezione, servizi di Trudaiu tutt'altro che semplici da prendere. Farina col bugger a mettere in difficoltà la difesa di Perfugas, che però se la cava alla grande. Trudaiu dalla seconda linea, buon lavoro di Canu. Farina, niente possibilità di attacco, col bugger si va da Trudaiu, troppa potenza nel destro di Floris. Torna a segnare Nuoro, 20-15. Buon lavoro di Locke, poi Alessandra Locke che cerca di trasformare quella ricezione, trova però il soffitto della Passport di Pozzomaggiore e il punto lo fa Nuoro, 20-16. Ace di De Murtas, sentiva di aver qualcosa da farsi perdonare, lo fa alla grande. 20-17, c'è ancora vita in questo primo set, serve ancora De Murtas e arriva un altro ace per la numero 15 che ne mette 2 di fila, riporta le 6-2. E sono 3 per Emma De Murtas, 20-19. Entrata in striscia, lo sa la panchina di Perfugas che prova a cambiare l'inerzia del momento. Chiama time out. Noi allora a 30 secondi in pausa, poi torniamo. Time out archiviato, si torna in campo. Una tremenda De Murtas, ha riportato a -1 una pallavolo Nuoro che stava faticando non poco. Il punto è ancora per i bianco-blu. Trovano il 20 pari. Riceve Locke, doppia fischiata contro la numero 8 Fiumene, addirittura in vantaggio Nuoro, 21-20. Grande rimonta per le ragazze nuoresi, che ora però devono completare l'opera. Altra battuta complicata da leggere per De Murtas, stavolta quantomeno Perfugas gioca questo pallone. Ci prova ancora una volta Siddu, Perfugas se la cava con tentativo della numero 3 Piga e poi la palla non supera la rete, stavolta niente da fare per Siddu, torna a segnare Perfugas, lo fa col punto del 21 pari. Errore al servizio per Susanna Piga.
22esimo per Nuoro. Intanto cambi dentro con la maglia numero 16 Erika Bruno. Servizio ben ricevuto da Perfugas, che poi è anche fortunata sull'attacco da parte di Floris. La palla che tocca il nastro diventa illeggibile per la difesa di Nuoro. 22 pari. Batte Fiumene. Arriva Canu. Non basta però a tenere alto questo pallone. 23-22. Palla pesante tra le mani di Piga. Anzi di Fiumene, chiedo scusa. Attacca dalla seconda linea Farina. Non è impreparata la difesa di Perfugas, che poi pensa di andare dal centro con De Peru. Buona difesa ancora di Farina, che restituisce con lo stesso fondamentale. Locke, palla per Floris. Bagher ancora in zona Farina. Pischedda alza per Siddu. 23 pari. Attacca Floris, brava ancora una volta Pischedda, e poi Farina. Gran botta della 41, set point Nuoro. Grande equilibrio in questo primo set. Set point a disposizione per Pischedda. Riceve Perfugas, poi attacca sull'asta. Niente da fare per Floris. Il punto è il punto finale del primo set per Nuoro. 25-23, è stata sotto anche di 6 punti. Formazione delle ragazze nuoresi. Gran rimonta firmata Emma De Murtas. Niente però ancora scritto. Tutto pronto per l'inizio del secondo set, o meglio quando sarà tutto pronto torneremo a sentirci. Adesso in pausa. Allora rieccoci nuovamente collegati per l'inizio del secondo set. Perfugas contro Nuoro, gara valida per la finale, quinto, sesto posto di questa prima edizione della Sardinia Women League. Torneo che già così molto affascinante, garantisce però organizzazione
di avere mire espansionistiche. Vedremo quindi se questo bel torneo sarà in grado di evolversi col tempo. In questo momento però abbiamo la fortuna di raccontarvi queste finali, allora seguitele con noi. Primo punto del secondo set per Nuoro, se la cava ancora in difesa qui Ruyu, che ha preso il posto di Canon come libero. Poi si impegna Farina, ma davvero più di così non si può fare. Arriva anche il primo punto per Perfugas. Servizio Fiumene. Ace di Fiumene. Secondo punto Perfugas. Stata anche Paulis per Nuoro. Lei che manda palla dall'altra parte, ha fatto invasione qui Perfugas. Secondo punto ancora per la pallavolo Nuoro, 2 pari. Ace, stavolta firmato Siddu. Palla tocca al nastro, niente da fare per la difesa di Perfugas. 3-2. Anche fortunata Locke, Nuoro però se la cava comunque. Palla rimessa dentro dalla stessa Locke, che poi nulla può sull'attacco forte da parte di Nuoro. Arriva un altro punto per le bianco-blu. E allora serve Siddu. Riceve bene Piga. Nuoro deve spingere però col palleggio. Allora Floris, Locke ancora da Floris, botta diagonale, se la cava in qualche modo Anna Ruyu. Pallone che però nessuna compagna può raggiungere. Allora quarto punto per, o meglio terzo punto per Perfugas, 4-3. Siddu spinge ma trova Locke, alza Locke ancora, buon lavoro di Ruyu, abbastanza accompagnato questo pallone di Paulis, proprio quello che fischia il direttore di gara. Quarto per Perfugas, 4 pari. Serve Alessandra Locke. Ora attacca con Paulis, poco decisa però la numero 23. C'è un grande lavoro di Siddu in difesa che tiene viva una palla che sembrava persa. Locke attacca al centro, Perfugas ci pensa De Peru. La veloce a cui ha fatto fatica a star dietro la difesa di Nuoro, nella fattispecie con Pischedda. Ottimo lavoro in regia per la numero 22 fino a questo momento. Batte Locke. Riceve Ruyu, tiene alto un pallone non semplice, poi attacca Farina. Meglio di così Locke non poteva fare, anche perché era leggermente in ritardo su quel servizio. Ha provato a difendersi, l'ha fatto col bugger, la palla però è andata direttamente fuori nel campo di Nuoro. Nuoro allora può tornare a servire. Lo fa con la numero 5 Deida.
Poi Farina, quando fa così indifendibile. Sesto punto per Nuoro, 6-5. Si impegna Locke per tenere vivo questo pallone. Alessandra Locke allora a metterla dentro di seconda. Farina cerca un pallonetto coperto bene da Perfugas, che per l'incomprensione con la palleggiatrice deve mettere dentro di Bagher. Occhio perché si va ancora da Farina, stavolta grande muro da parte di De Peru. E deve impegnarsi molto in questo fondamentale Perfugas. Farina non attacca tantissimo, non cannibalizza tutta la fase offensiva di Nuoro, eppure quando lo fa è tremendamente efficace. Per questo che deve ragionare su muri a più di una ragazza probabilmente per limitare l'estro della 41, che ora va anche a servire. Buona ricezione per Floris, che si impegna anche per tenere alto questo pallone, lo fa bene. Piga in parallelo, attacco vincente, 7 pari. Va De Peru, ace della numero 15, ottavo per Perfugas. Serve ancora Lara De Peru. Tutta molto tesa, brava Siddu, poi Pischetta a impegnarsi. Farina dalla seconda linea, difesa da Floris che ora deve mettere dentro col Bagher. Lo fa andando da Ruiu, c'è spazio per Paulis, diagonale debole, non semplice però la difesa di Piga. Palla ancora viva con Farina che va col Bagher direttamente da Locke, chance per Piga. Botta che trova preparata Siddu, non c'è infrazione, c'è Perfugas che però può attaccare, lo fa contro Daiu, parallela difesa, allora possibilità sulla quale Piga in ritardo. Si spiega con il numero 8 Fiumene. Calcolato male le zone con la palla che era su da un po'. Uno scambio che andava avanti lunghissimo. Allora Paulis. Bel servizio, ma Locke riceve in maniera pulita. Paulis prima di Ruiu. Si va da Siddu. Tacco vincente. Punto pallavolo Nuoro. Serve ancora Paulis. Locke in ricezione. True Daiu attacca fuori equilibrio. Palla sul nastro. Vi chiediamo scusa per il continuo via vai, purtroppo questa è la miglior posizione dove avevamo possibilità di metterci. Ci ne scusiamo comunque. Arriva un altro punto per Nuoro, è 11-8.
Ancora Paulis, stavolta riceve Floris, se la cava in qualche modo Locke, poi rispedisce al mittente Floris. E arriva Farina, con i tempi giusti, Floris però con una grande difesa. Si torna da Sidhu, non ha fatto i conti con Locke, poi ci prova con qualcosa di molto vicino a un miracolo Piga. Non c'era proprio margine per buttare dentro questa palla rovesciando col polso. E allora Paulis ancora deve provare a cambiare palla. Perfugas prova a scappare invece Nuoro. La palla tocca il nastro, alimenta ancora una volta De Peru. Chiedo scusa, non si tratta di De Peru bensì di De Murtas. La palla colpita la numero 16 Bruno. Intanto è riuscita a tornare a segnare Perfugas. 12-9, servizio Trudaiu in ace di Trudaiu. 12-10. Ancora Trudaiu, stavolta sul nastro, punto del 13-10 per Nuoro. Serve Bruno, se la cava in qualche modo Floris. Paulis probabilmente non si aspettava questa tipologia di palla. Segna Perfugas. 13-11. Serve Piga, si va da Sidhu, la palla però è fuori e allora 13-12. Altro errore al servizio per Perfugas. Sono 14 allora i punti di Nuoro, 2 da recuperare per ragazza in maglia rossa. Riceve bene Locke. E allora attacca Floris, diagonale ben coperta da Ruiu. Locke ancora dalla numero 18, tocca il pallone Pischedda, non c'era bisogno in quella circostanza. Istintivo gesto della numero 22 che manda fuori causa la propria difesa. 14-13. Batte Fiumene, riceve Ruiu. Pischedda, gran lavoro per tenere alto questo pallone. Locke al centro da De Peru, punto del 14 pari. Costruisce Nuoro con Sidhu, dall'altra parte Perfugas con Floris, poi De Peru si va dalla seconda linea per Trudaiu. Paulis tiene vivo un pallone che probabilmente sarebbe andato fuori, non prende rischi però la 23. Perfugas ha un'altra possibilità, male De Peru.
indecisa fino all'ultimo secondo. Prova a spiegarsi con Locke per tipologia di pallone desiderato. È arrivato il momento di cambi per Nuoro, in campo Giulia Lapia. De Peru, buon lavoro di Siddu, si va da Farina, out. Così ha visto il direttore di gara al punto di Perfugas, 15 pari. Serve Locke. Pischetta da Farina, Locke interviene comunque. Poi meglio di così non riesce a fare piega. E allora 16-15 Nuoro. Servizio di Deida, gran lavoro di Piga, poi quella zona è rimasta vuota. Non era male l'idea di Nuoro di andare a pescarla immediatamente. Da rivedere però la precisione, la palla va fuori, punto del 16 pari. Ace di Floris. Ancora punti per Perfugas, 17-16. Direttamente out, stavolta la numero 18. Allora si torna in parità. Di Farina, 18-17. Perfugas deve resistere ai servizi della 41 per vincere questo set, andare avanti in questa partita. È molto brava Floris. Allora Piga col bugger è in. È assolutamente pestata la linea questa palla. Riesce subito a cambiare subendo un solo punto. Qui Perfugas, buona notizia per le rossoblù. Che ora mandano De Pero a servire. Buona ricezione di Lapia, che poi si preoccupa anche di andare ad attaccare questo pallone, non riesce ad andare in equilibrio a schiacciare. Allora ne viene fuori qualcosa di semplice per la difesa di Perfugas, che poi però deve fare i conti con Farina. 19 per Nuoro, nuovo più 1. Va Lapia al servizio. Riceve Floris, che brava qui Locke con questa specie di pugnetto che evita la rete. Piga da Locke, alzata verso Floris. Qui la fortuna sorride anche a Perfugas, nastro e palla che diventa imprendibile, 19 pari. Ancora protagonista Perfugas, punto del 20-19.
E ora Truddaio a servire. Non prima però di una chiamata di time out voluta dalla panchina di Nuoro. Noi pausa e poi torniamo. Eccoti qua, nonno! Si torna in campo, serve ancora Truddaio, Perfugas avanti di 1. Arriva il punto del 20 pari, si impegna la difesa di Perfugas, ma nulla può. L'attacco da 4. Allora Nuoro mette dentro De Murtas per Bruno e la manda a servire. È stato un grosso problema per Perfugas nel primo set. Stavolta riceve alla grande Floris, Locke da Piga, possibilità per Piga. Cambia palla immediatamente Perfugas. Torna a sedersi De Murtas. Torna in campo Ruiu. Ma Perfugas se l'è cavata alla grande e ora possibilità per livellare ancora verso l'alto il proprio vantaggio, che per ora è +1. Qua ha fatto il massimo cercando anche con i piedi di tenere alto questo pallone. Niente da fare però, 22 per Perfugas. Arriva però un altro time out, allora un altro mini break. Momento più delicato della partita, 22-20 per Perfugas, che ha possibilità di andare a servizio con la numero 3, Susanna Piga. Out, la battuta della numero 3. E Nuoro che torna a -1. Se la cava Perfugas, anche se concede chance. Attacco di Sidhu, altra free ball, tocco perfetto di seconda da parte di Pischedda, che riporta le cose in parità, 22 pari. Da fare ancora una volta per Floris, la palla non supera la rete, fa in vantaggio addirittura Nuoro, 23-22. Nuovamente live per il servizio tentato dalla numero 22 Pischedda. Perfugas è brava a tenere vivo questo pallone, Ruiu
altrettanto a tenerlo alto. Arriva Farina, che forza però con questa tipologia di attacco. La palla non supera la rete, 23 pari. E ora non deve commettere errori Perfugas, troppo importanti gli ultimi 2 punti. Va Fiumene, riceve Ruiu, scheda da Farina, diagonale, gran lavoro di Floris. E poi deve metterci anche il bugger. La Pia in difesa, palla arretrata, difficile per Siddu, deve usare il bugger, lo fa bene. Si va allora da Floris, Carla Floris. Segna il punto numero 24 di Perfugas. Allora set point per andare al tie break. Va Fiumene, ma va direttamente fuori. Allora si va ai vantaggi, 24 pari. Serve Siddu, riceve bene Perfugas che attacca con Floris, out. Match point. Floris, ci arriva Siddu, si va da Farina con una palla che però non si può giocare, fallo di doppia, 25 pari. Vincente attacco di La Pia, Locke sfiora ma non basta, 26-25, match point Nuoro. Ne ha già annullato uno Perfugas. Torna in campo Bruno, non per servire. Quello ci pensa Deida. De Peru col palleggio, La Pia tiene viva, Pischedda da Farina per chiudere, nastro, difesa di Locke, se la cava ancora Perfugas che però deve concedere chance. Pischedda ancora da Farina che si coordina, alza il braccio destro, trova però la difesa di Piga. Floris col pallonetto, pareggia Perfugas, 26 pari, c'è ancora vita in questo secondo set. Va Floris, riceve Nuoro, di tocco Pischedda, non basta per impensierire De Peru, va Piga, coperto quel tentativo da Siddu, si torna dalla Pia, se la cava molto bene in difesa Floris, poi errore di comunicazione per Perfugas con Locke che alza in una zona dove nessuna compagna va a catturare quel pallone. Prova a spiegarsi adesso il coach con la coach con De Peru. E per il match point a servire c'è Farina. Out! 27 pari. Niente da fare per Rachele Farina. Out anche De Peru. E allora nuovo match point, pallavolo Nuoro. Ne ha annullati già 2 Perfugas, deve far di tutto per annullare anche il terzo. Serve La Pia.
Riceve Locke, alza Alessandra Locke per Floris, la Pia brava in difesa, Pischedda con alzata per Sidu, di tocco a Bruno! Erika Bruno consegna la vittoria nelle mani di Nuoro, pallavolo Nuoro chiude la sua prima edizione della Sardinia Women League al quinto posto. Niente da fare per una Perfugas che ci ha provato, è riuscita ad andare anche avanti durante il primo set, si è vista però recuperare in questo secondo, ha annullato 3 match point, Nuoro però ne ha avuto di più. Vincono le bianco-blu, chiudono così al quinto posto. Noi ora andiamo in pausa, torniamo una volta chiuso il riscaldamento di Sorso Tiesi, che sarà la gara per il terzo quarto posto, che vi racconteremo appena le squadre saranno pronte per entrare in campo. Al momento andiamo in pubblicità, ci sentiamo tra pochissimo.